Gentilissime e gentilissimi, ben ritrovati. Come potete constatare, ci troviamo non in uno dei soliti contenuti divulgativi che vi proponiamo, ma ci troviamo presso l'auditorium della chiesa di San Fermo Maggiore, dove a breve verrà tenuta la presentazione del nuovissimo libro sulle arche scaligere, la cui cura è dello storico dell'arte Angelo Passuello, e a cui serviranno alcuni interventi dell'Università di Firenze. Quindi per cui io vi lascio alla conferenza e poi andremo a fare delle domande ai diretti interessati. Riuscire in poche parole a fare una sintesi di una dinastia che è stata oggettivamente straordinaria. E per certi insomma in questa occasione ringraziare Angelo Pastorello che mi ha coinvolto in questo progetto, la casa editrice. Abbiamo appena sentito tutta la conferenza relativa a questa nuova pubblicazione sulle arche scaligere, curata da Angelo Passuello, che ancora una volta ringrazio. Allora, caro Angelo, stiamo parlando di un monumento, di una serie di monumenti che hanno segnato indelebilmente la storia di Verona, come abbiamo visto dalla presentazione che avete fatto, che di per sé sono un unicum, nel senso che hanno una serie di peculiarità, non solamente da un punto di vista stilistico, ma anche da un punto di vista di posizione. Sono delle tombe poste di fuori di una chiesa. Ecco, in questo senso c'è un particolare, un qualcosa, un dato che ti ha colpito di più nel tuo studio? Sì, come dicevi tu Matteo, intanto grazie agli amici di Storia di Verona, sapete che ci lega proprio un'amicizia, una stima profonda. Allora, è proprio la posizione delle tombe quella che colpisce di più. I signori di solito si facevano seppellire dentro alle chiese, gli scaligeri si fanno seppellire fuori, sia le prime tombe, quelle più semplici, quelle di Mastino I, di Alberto I, di Bartolomeo di Alboino, che poi si monumentalizzano con quelle di Can Grande, di Mastino II e di Can Signorio. Perché si sono fatti seppellire fuori e non all'interno della chiesa? Perché gli scaligeri erano legati alla città, erano legati alla piazza del potere, che è l'attuale piazza dei Signori o piazza Dante, e vogliono rimanere vicini a quella piazza anche dopo la loro morte. E quindi fanno costruire le loro tombe non all'interno, ma all'esterno, in un posto dove la gente poteva passare, ammirare le loro grandi tombe e rendere omaggio ai signori di Verona del passato, del presente e dell'eternità. Difatti ricordiamo che inizialmente le arche non erano ancora recintate. Certo, l'assetto che noi vediamo oggi col recinto che sostanzialmente le chiude e ci impedisce di entrare all'interno dell'area sepolcrale è un'opera tarda, è stata fatta da Antonio della Scala, l'ultimo degli scaligeri che ha voluto appunto chiudere le tombe all'interno di un'area chiusa, sacralizzando appunto il sito, ma diciamo modificando quello che era l'originario assetto delle arche che prevedeva che le persone appunto passassero proprio vicini e all'interno delle tombe. Interessante notare come tra le tre arche scaligeri principali, quindi quella di Can Grande, quella di Mastino II e quella di Can Signorio, la più sfarzosa sia in realtà quella di quest'ultimo, di Can Signorio, che però a livello politico non ha minimamente l'impatto che ha Can Grande prima, no? Sì, è vero. Allora diciamo, quello che ha fatto di più è proprio Can Grande, e Can Grande non ha commissionato la sua tomba, che invece è stata fatta fare da suo nipote Mastino II per autolegittimare se stesso. Ecco, diciamo, alla grandezza dell'eroe corrisponde in maniera inversamente proporzionale la grandezza della tomba. Can Signorio ha voluto erigersi la tomba più sontuosa e sfarzosa, forse perché in vita aveva fatto meno dei suoi predecessori e aveva anche qualcosa da farsi perdonare, visto che aveva anche fatto uccidere i suoi fratelli Can Grande II e Paolo Alboino. Ecco, grazie ancora Angelo. Grazie L'invito ovviamente che vi porgiamo è quello di dare un'occhiata al libro e se ne avete la possibilità di acquistarlo, perché è veramente un repertorio iconografico eccezionale, eccellente. Penso la più grande campagna fotografica che sia stata fatta su questo monumento. Ancora grazie mille Grazie Angelo. a voi. Il cui presente professor Napione ha scritto un contributo nel 2009 che è imprescindibile per lo studio che è stato fatto per questa pubblicazione di Angelo Passuello relativa alle arche scaligere. Per cui io vado adesso a chiedere se questo studio è stato, qual è il suo parere insomma sul lavoro che è stato svolto, se può essere un valore aggiunto rispetto alle pubblicazioni che già esistono. È un contributo importante perché ci riporta all'attenzione delle tematiche di studio che riguardano le arche scaligere, ci riporta all'attenzione di queste tematiche di studio con
un bel corredo di fotografie molto capaci di restituire anche il gesto artistico degli scultori. Il mio libro, la mia monografia del 2009, aveva uno scopo differente. Qui Passuello affronta un compito che è impegnativo, che è quello di fare appunto una specie di tappa di verifica su quanto è stato scritto e poi tramite le fotografie restituire a chi guarda il libro l'iconografia e le spiegazioni che ci stanno dietro. Quindi è un libro importante perché riporta l'attenzione su uno dei monumenti più emblematici, più belli e più famosi della città. A suo avviso c'è ancora qualche campo da indagare in questo senso? E eventualmente di che cosa si tratta? Ma c'è molto da indagare, per esempio, così per stare su una cosa molto particolare, sotto l'Arca di Mastino c'è un ipogeo, sappiamo pieno di ossa, e c'era stato un primo avvio di uno studio per poter verificare a chi appartenessero questi scheletri, intanto per verificare se erano maschili o femminili, e poi, avendo noi fatto il DNA di Cangrande recentemente, verificare anche se erano parenti degli Scaligeri, quindi se quelli che Mastino ha seppellito avevano dei gradi di parentela, oppure nel caso fossero delle donne, poter immaginare se potesse essere sua moglie Tadella Carrara. Questo per dire di una cosa che è possibile e che necessita insomma del contributo di antropologi, di archeologi, ma anche diventando anche una necessità nel caso la si volesse restaurare, perché la liberazione dell'ipogeo serve per sondare le fondazioni e eventualmente consolidarle in caso di un restauro. E con questa affascinante suggestione io la ringrazio. Prego, grazie a voi. Tra i fautori di questo progetto c'è anche il qui presente il professor Salvestrini, docente ordinario di storia medievale all'Università di Firenze, che ha dato un contributo alla pubblicazione. Di cosa si è occupato nello specifico? Sì, buonasera, nel specifico ho fatto una introduzione storica alle figure dei della Scala. Giustamente un libro sulle arche non poteva essere privo, diciamo, di un'introduzione sulla vicenda storica di questa straordinaria famiglia signorile, appunto, dell'Italia settentrionale del Trecento, che ha improntato la storia di Verona. Io ho fatto un po' un compendio, ecco, della storia di questi signori, insistendo soprattutto su alcuni aspetti, cioè i simboli che loro hanno utilizzato per il loro nome, i riferimenti ai mastini, alla scala, addirittura agli echi del Gran Khan, che in epoca poi successiva hanno voluto proporre per spiegare l'origine del loro nome, ma poi anche cose molto più concrete, il modo in cui loro presero il potere esautorando le magistrature del governo comunale della città, l'impulso che dettero all'economia cittadina, e poi la grande epopea di conquiste che li portò praticamente dalla Marca di Verona e di Trevigiana fino al Tirreno, insomma, fino alla conquista di Lucca, i rapporti con i signori dell'Italia centrale, lo sconto con i Visconti, e poi l'epilogo dovuto al fatto che rimasero sostanzialmente schiacciati da questo doppio potere che si venne a creare nell'Italia settentrionale: da un lato i signori di Milano, i Visconti, con il loro potere politico, militare, eccetera, e dall'altro la potenza invece economica e finanziaria di Venezia. Di fronte a queste due realtà, alla fine del Trecento gli Scaligeri rimasero inevitabilmente schiacciati. Ecco, si menzionava anche in fase di presentazione questa vicinanza che c'è tra le città di Verona e Firenze, che in questo caso trova anche esplicazione nel fatto che lei collabora con Angelo Passuello già da un po' di tempo. Da molti anni. Allora abbiamo fatto vari progetti a partire dal Veneto, ma adesso spostati anche un po' sulla Toscana. Io sono uno storico quindi delle istituzioni, dell'economia e della società, lui uno storico dell'architettura e dell'arte. Abbiamo trovato un momento di
di contatto, varie occasioni di collaborazione, delle quali sono molto contento, anche perché per me potrebbe essere un allievo, insomma, in qualche modo, per età e per interessi. E a me fa molto piacere promuovere, ecco, il lavoro dei giovani. Abbiamo fatto qui a Verona un lavoro per promuovere la chiesa della Santissima Trinità, anzi è stata questa la prima collaborazione importante, che era una chiesa dell'ordine benedettino vallombrosano, di cui io mi sono occupato a lungo, ecco perché lui mi cercò per lavorare su questa chiesa veronese, e poi da lì altri progetti, insomma, adesso soprattutto lui lavora sulle coperture, sui tetti delle chiese del Veneto, e stiamo seguendo per questo un progetto Marie Curie di cui io faccio da referente scientifico e lui porta avanti la ricerca. E ci auguriamo che questa collaborazione possa essere ancora proficua e continuare negli anni. Ancora grazie mille, professore. Grazie a voi.